Il capo dello Stato ha poi presenziato in mattinata alla presentazione della relazione annuale alla consulta, dove anche il presidente Amato ha parlato delle conseguenze della guerra. Lo sentiamo nel servizio di Mario De Pizzo. Una guerra che genera fortissime sofferenze umane e conseguenze anche sugli ordinamenti costituzionali. È il presidente della consulta, Giuliano Amato, a sottolineare l'importanza che ora più che mai l'Europa si mostri unita per dare efficacia alle proprie scelte. Se si allarga la frattura all'interno dei paesi dell'Unione, diventa sempre più difficile per le corti e per la Corte di giustizia adottare decisioni che poi vengono effettivamente osservate. Il presidente della consulta risponde alle domande sulla legittimità dell'invio delle armi all'Ucraina. La Costituzione prevede che l'Italia possa trovarsi in guerra, spiega. Se la Carta non ci consentisse di partecipare alla difesa di paesi aggrediti, argomenta, allora sarebbero illegittimi anche trattati internazionali come quello della NATO che ci permettono di intervenire in questi casi. Amato legge la relazione sull'attività della consulta alla presenza delle alte cariche dello Stato, affronta il tema dei diritti e chiarisce: è tempo di riaffermare i valori su cui si fonda la nostra civiltà. Le ragioni della giustizia e di un mondo non più affidati alla vendetta ma al dialogo. E il segretario di Stato Vaticano Parolin torna sulle immagini del massacro di Bucha definendo